purtroppo si evolve, Certo. corriamo il rischio che le nostre tradizioni nel territorio vengano un po' a scomparire. Cosa che si potrebbe fare per mitigare un po', per attenuare un po' questo percorso? Beh, noi fin dall'inizio, cioè dal 2011, da quando governiamo la nostra comunità, abbiamo fatto tutta una serie di iniziative, abbiamo messo a disposizione i locali, abbiamo creato delle strutture, passando magari dall'aspetto ambientale, cioè la realizzazione e lo sviluppo di iniziative volte al fotovoltaico, per realizzare delle strutture e metterle a disposizione dei giovani. Io sono orgoglioso di dire, per esempio, che l'ultimo dell'anno avevamo 850 nostri ragazzi in una struttura che è nata come una struttura che ha realizzato e sviluppato interessi attraverso il posizionamento del fotovoltaico. Oggi noi produciamo 250 kW di energia e oltre a questo abbiamo un locale grandissimo dove portiamo manifestazioni e non è un caso che per esempio l'abbiamo proprio chiamato El Filò, come dire venite, state insieme e condividete. Vorrei soffermarmi un attimo su alcune cose perché gli aspetti relativi ai giovani non li portiamo avanti come le dicevo così, ma non è un caso che questa sera Grantorto è seduto vicino ai nostri amici Luciano Dorella, Cristina Renier, il 16° reggimento, perché Grantorto è stato, a parte che li abbiamo ospitati e saranno con noi e saranno sempre nei nostri cuori e nei cuori della nostra comunità, con orgoglio lo dico, ma Grantorto è un paese dove l'identità veneta è passata e continua a passare, perché è stato uno dei primissimi comuni che ha fatto la proposta referendaria di qualche anno fa, uno dei primi comuni che ha fatto un progetto di legge per il riconoscimento, come diceva lei, del popolo veneto come minoranza nazionale. Ricorderanno i nostri telespettatori che 2 anni fa, per 3-4 mesi su tutti i giornali, ci sono state delle indicazioni e ogni giorno si discuteva sulla questione bilinguistica, che in realtà era una palla pazzesca, perché è la Costituzione che dice che il bilinguismo, l'aspetto linguistico è in capo allo Stato, ma è in capo al Veneto, quindi alle regioni, il riconoscimento come minoranza nazionale del popolo veneto. Oggi è riconosciuto a livello comunitario, la Comunità Europea ha un codice di individuazione del popolo veneto e non ha riconosciuto dalla nostra patria, dall'Italia. Cioè è pazzesco questo. In quella proposta che è stata poi approvata a livello regionale e che se fosse stata attuata fino al referendum che è stato fatto e voluto dal Presidente Zaia, un po' anche per spazzare via, diciamo, tutte queste proposte intermedie che c'erano, oggi noi probabilmente potremmo avere la copertura del 70% dei posti dei nostri insegnanti che sono stati lasciati dal buco del decreto Renzi, che è ampiamente conosciuto, potremmo avere qualche questore, qualche prefetto, ecco, veneto, perché là si diceva le norme degli anni 50 che hanno dato l'autonomia statutaria alle province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso questa proposta potevano essere riproposte ancora prima dell'autonomia che tutti aspettiamo, ma che forse non arriverà o arriverà sicuramente monca. No, ma adesso lo chiediamo a Cusumano se arriva l'autonomia. Certo, è qui apposta Cusumano del 5 Stelle. Certo, perché se ci daranno anche l'autonomia, non ce la danno senza il trasferimento dei fondi, è un'autonomia monca e non certo avremo dei risultati. Quindi mi permetto di dire che Grantorto dal punto di vista identitario c'è sempre stato e ci sarà. Ma l'evento che diceva Marco